Buonasera a tutti e bentrovati amici di Sportisili. Oggi siamo qui riuniti per assistere alla 17ª gara, 17ª giornata del campionato di eccellenza Girone A. Si affrontano Accademia Trapani in blu, Partini Caudace in verde, uno schema chiamato al numero 10, la palla è bassa, rinvia malamente il numero 15 ancora Aggio, il numero sulla linea di fondo campo, prova a giocare, reclamano forse per un tocco di mani i giocatori. L'azione abbastanza concitata, la palla allargata, quindi verso Maniscalchi che può puntare l'avversario. Maniscalchi la palla sul sinistro, pallone velenoso in mezzo, non ci arrivano per pochissimo, quindi calcio d'angolo alla battuta, il solito Campanella chiama uno schema, la palla è forte in mezzo, tagliata al secondo palo, deviazione, pallone che ci illude della rete, esultanze strozzate in gola per i ragazzi dell'Accademia Trapani. Ancora Crisantus, arriva come una furia il numero 2, la gioca quindi per Maniscalchi che può puntare gli avversari alla destra, pericolosissima almeno fino a quanto visto per ora, la palla in mezzo, il colpo di testa di Oloie e il tocco di mani infine di Cammareri. Se ne accorge il direttore di gara, subito, neanche il tempo di protestare da parte. Siamo pronti alla battuta, ora il destro, il palo e la rete! Forse, non ne sono sicurissimo, autogol di Galesi. Facile, interviene per De Castro, Secan mette giù palla col petto, cerca Aggio, buono il primo controllo, arriva velocissimo Miceli, Aggio la posizione interessante al sinistro! La battuta. Palla sul destro, non chiama schema questa volta, mentre Secan discute ancora col direttore di gara, la palla in mezzo, deviazione, palla che forse colpisce il braccio di uno dei difensori del Partini Caudace, il diretto avversario, ancora spara, gliela chiama Maniscalchi, non riesce a servire, la Campanella, ripulisce molto bene, occasione ora per l'Accademia Trapani, la palla lunga proprio per Secan, contro Di Palazzo, libera la palla per il destro Secan, l'incrocio dei pali, a dire di no al pareggio dell'Accademia Trapani. Campanella tra le linee difensori centrali, la palla lunghissima verso Secan, prolungata la palla da Odo, ancora Secan, lo scavetto, tocco sotto, palla sopra la traversa, ma l'uscita troppo violenta di Cascione che frana su Secan, un altro calcio di rigore. Ragazzi, a Partini Caudace, ora Secan, arrivato il fischio, prende qualche secondo per prendere la mira, si avvicina al pallone, Secan, il numero 19, il piattone! Indovina il lato Cascione, si distende anche molto bene, ma calcia benissimo il numero 19, stilettata all'angolino basso, tiro secco, pulito. Non mi sento di escludere un possibile tiro diretto in porta, anzi, ce lo sogniamo, Polezzi calcia! Spara Ciripitone, guardo avanti, cerca Olaoie, la mette giù, c'è Cristiano sul destro, di controbalzo, tiro esterno interessante, pallone che supera la traversa di pochi centimetri, di gambe, riesce a servire Odo, la palla allungata, bene, verso Bonamaison, il mancino prolungato da Micelic, Aggio che la tiene, il sinistro tutto solo, Guadagnoli! Il vantaggio dell'Accademia Trapani, il entrato Guadagnoli sull'assist di Aggio, la rete dell'Accademia Trapani trova così finalmente il vantaggio a Spizia Miceli, non basta per superare la maglia, il muro delle maglie blu, quindi ancora giocano molto bene. Buongiorno, Campanella, la palla che spuca per Guadagnoli, il sinistro, la deviazione, Cascione, 18 Bonamaison che ora va a calciare così in mezzo, palla piena di effetto al secondo palo, riesce ad incornare Giargiu ma a non trovare lo specchio della porta avversaria. Illo a dargli qualche indicazione su come batterla, vediamo se riuscirà a trovare compagni. Occasione importante per cercare di agguantare il pareggio, Ganci tira forte verso la porta in due tempi, Galesi rischia qualcosa, segna fuori gioco il direttore di gara. Campanella, la battuta, la palla a cercare Secan, ecco il contagiri, il colpo di testa del numero 19, non trova lo specchio, anche il destro. Lungo, si appropinqua, accenna a saltare Palazzo come ha fatto per tutta la partita su di lui Secan, ma non c'è più tempo, triplice fischio, termina così 2-1, una gara spumeggiante, bravissimi tutti i ragazzi oggi scesi in campo.